È verde adesso. Mi raccomando, ricordati che ci sono 1 milione. Così mi viene ansia. 1 milione che ti guarda e in più i giornalisti. Quindi stai concentrato. E non sentire assolutamente. Bisogna fare così, se no Buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci segue da remoto. Allora, questa è la conferenza stampa di presentazione di ben 2 proposte che andrò ad esplicare meglio. Si tratta di 2 proposte, una di revisione dello statuto e l'altra di regolamento interno del Consiglio regionale, per fare in modo che ci sia da parte di questo Consiglio una maggiore considerazione della volontà popolare. Ok. Diciamo che siamo partiti da un concetto molto semplice ma anche molto attuale, una crisi della rappresentanza politica a tutti i livelli, e dalla necessità ad oggi di aumentare quella che è la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alla vita politica. Già i dati relativi all'affluenza alle ultime elezioni parlano chiaro. Solo ieri, nel caso delle elezioni della regione Liguria, hanno votato solo il 46% degli elettori. Il risultato quindi palese qual è? Quello che l'ex sindaco Bucci amministrerà la regione per i prossimi 5 anni, essendo stato scelto soltanto da 2 cittadini su 10. Quindi parliamo appunto di una forma assai in crisi di democrazia. Ad esempio, parlando delle ultime elezioni politiche, solo il 63,8% di affluenza. Se vogliamo fare una cronistoria dell'affluenza delle varie elezioni, possiamo benissimo calcolare un calo drastico, perché partiamo da un 93,4% di affluenza dal 1976 e arriviamo al 63,8% del 2002. Alle elezioni regionali l'affluenza è ancora più marcata verso il basso. Quindi nelle ultime 3 tornate elettorali il partito del non voto è stato quello scelto dalla fetta più grande della popolazione. Non esiste un altro partito in grado di raggiungere i numeri che raggiunge il partito dell'astensione. In Veneto, anche qui i dati insomma sono in linea con il dato nazionale. Alle ultime elezioni europee l'affluenza in Veneto è calata al 52,6% e la partecipazione popolare alla politica regionale non è certo più intensa. Dal 70 abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare discussa in Consiglio regionale, ma ancora ferma in Commissione. Ricorderete benissimo la proposta di iniziativa del Comitato Coscioni sul fine vita, che è stato poi rimandato in Commissione e lì giace, non si sa quando vedrà di nuovo la possibilità di arrivare in Consiglio regionale, sperando che nel frattempo magari qualcuno abbia mutato anche la propria opinione sul merito, lo auspichiamo veramente. Un referendum regionale abrogativo, quello sui buoni famiglia per le scuole private, e da ultimo un referendum consultivo, il famoso referendum sull'autonomia. Come possiamo rafforzare quindi gli strumenti di democrazia diretta per fare in modo che il cittadino sia più facilitato anche nel proporre una norma, una regola, una legge o semplicemente delle considerazioni di comune interesse? Attraverso 2 sistemi. Lo possiamo fare con il referendum ma anche con le petizioni. Dopo andrò a spiegare di cosa si tratta. Risulta poco agevole in Veneto
e questo si vede paragonandolo al livello nazionale, partecipare all'iniziativa o all'approvazione delle leggi, quindi a livello regionale. È più facile depositare una proposta di legge di iniziativa popolare in Parlamento o depositare un quesito referendario in Corte di Cassazione. Infatti si parla di un quantitativo di firme che per presentare una proposta di referendum abrogativo a livello nazionale sono 500.000, il numero di firme minime, mentre in Consiglio regionale sono 40.000. Un dato, insomma, che matematicamente si riflette in una difficoltà, in una difficoltà di accesso a questo strumento. Cosa vogliamo fare? Vogliamo favorire l'utilizzo del referendum abrogativo con la riduzione del numero minimo di firme da 40.000 a 30.000. Vogliamo e abbiamo previsto la facoltà di raccogliere le firme attraverso il sistema digitale nella piattaforma pubblica per il referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare. E abbiamo voluto introdurre il referendum propositivo popolare sul modello della Regione Lazio, dove questo è vigente. Il referendum propositivo popolare, possiamo dire, è una nuova modalità di partecipazione simile alla PDL di iniziativa popolare, ma con alcune differenze. Uno è sul numero delle firme, ovvero 30.000 come dicevo, che è uguale a quello del referendum abrogativo. La particolarità è che se il Consiglio non discute la proposta, c'è l'obbligo di indire un referendum. Il referendum ha un quorum che è quello previsto per legge e purtroppo non lo si può abbassare, quello del 50% più 1 degli aventi diritto al voto. Se la proposta è approvata dalla popolazione, il Consiglio può comunque bocciarla, ma il comitato promotore può chiedere il riesame dopo 2 anni dalla sua bocciatura. Quindi capite, è uno strumento molto importante nelle mani dei cittadini. Le petizioni allora sono previste nella parte prima dei principi generali della Costituzione all'articolo 50 ed è lo strumento che ha la finalità duplice di promuovere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le petizioni sono uno strumento già previsto nel nostro statuto, ma con una disciplina, diciamo, non cogente. Ci sono dei commi che ne parlano all'articolo 60 del regolamento del Consiglio regionale, però non hanno questo potere rispetto all'organo legislativo regionale. Questo è l'elenco delle petizioni presentate nell'ultima legislatura, non quella attuale, quella precedente. La sanità bassanese in grave declino, rinnovo e adeguamento della normativa riguardante l'istituto di presentazione e partecipazione alla petizione, che riguarda proprio questo strumento, contro la realizzazione della discarica per rifiuti contenenti amianto presso Baldassarra, Valeggio sul Mincio, il rispetto dei posti letto all'ospedale di Malcesine, la discarica Villafranca Veronese in località Caluri, richiesta intervento di efficientamento del servizio sanitario, in particolare quello pediatrico per Venezia e Isole. Quindi sono solamente 6 le petizioni proposte e di queste purtroppo nessuna è arrivata a una conclusione nel nostro Consiglio. La nostra proposta è quella di intervenire sull'articolo 60, quindi, del regolamento e specificare che la petizione può essere promossa da un cittadino identificabile come singolo o come una forma associata e in questo secondo caso deve essere reperibile a un promotore. Questo per tutte le informazioni successive del caso. Prevedere il vaglio di ammissibilità dell'ufficio di presidenza e introdurre l'obbligo di trasmissione alla Commissione entro 30 giorni, perché attualmente non è previsto nessun iter di questo tipo, non c'è una procedura istituzionalizzata.
e quindi rende abbastanza superfluo, inutile questo strumento. Per renderlo veramente concreto ed efficace bisogna introdurre un iter diciamo scritto, ufficiale da seguire, e quindi in questo caso noi vogliamo che la petizione, il testo della petizione in 30 giorni arrivi in commissione. Poi, anche questa è un'altra parte successiva, entro 60 giorni c'è l'obbligo da parte del Consiglio di riferire con una relazione. Obbligo che già esiste, ad esempio, in altre regioni come la Campania, il Lazio e la Liguria. Ecco, questa è un po' la conclusione. È chiaro che queste proposte muovono dal fatto che tanti cittadini ci pongono dei quesiti, delle istanze a cui nessuno dà una risposta. Ad esempio, tra le ultime c'è quella petizione proposta dai cittadini interessati dalla futura via del mare, e l'unico modo che hanno per far sentire la loro voce è quella di rivolgersi o direttamente alla magistratura, ma non è questo il caso, o di fronte a un consigliere regionale e cercare attraverso manifestazioni, azioni di protesta, accesso agli atti, insomma tutto quello che viene concesso dagli attuali strumenti, di farsi sentire e di far sentire appunto la propria contrarietà. E quindi questo modo di procedere dal nostro punto di vista è molto limitativo della possibilità dei cittadini di esprimersi, di fare delle proposte anche migliorative dell'attuale panorama legislativo. Noi tendiamo spesso a fare tante cose ma di qualità piuttosto bassa e autoreferenziale, vorrei dire. Quindi proprio per dare la possibilità a tutti di far sentire la propria voce, magari cercare di invertire questa tendenza di affluenza verso il basso, nell'ultimo periodo soprattutto, vogliamo che i cittadini si sentano più protagonisti, e per farlo è necessario cambiare gli strumenti, e si cambiano gli strumenti proprio andando a modificare sia lo statuto che il regolamento del Consiglio regionale, ad esempio. Visto che siamo una regione così vicina ai cittadini, ci piace essere i fautori, i principali sostenitori del principio di sussidiarietà, vogliamo anche che questo sia declinato in atti concreti, veri e propri, legislativi del Consiglio regionale. Quindi da queste due possibilità deriverà forse, lo speriamo, perché credo sia uno strumento utilizzabile da tutti, e a prescindere dalla inclinazione politica, partitica, speriamo che da qui ci sia la possibilità appunto di notare un grande cambio di passo dal punto di vista appunto della partecipazione, del coinvolgimento della cittadinanza, e anche di rivedere appunto un risveglio quando si va sostanzialmente a eleggere, che sia a livello comunale, provinciale o regionale o nazionale, o anche alle elezioni europee, perché no? Quindi ecco, questi sono due punti assolutamente fondamentali. Quindi viene introdotto uno strumento nuovo, che è il referendum propositivo, e si rafforzano due strumenti già esistenti, quello delle petizioni e quello del referendum abrogativo. Ricordo da ultimo che erano due concetti già presenti nel programma del Movimento 5 Stelle, le ultime due tornate elettorali in regione alle quali abbiamo partecipato, e mi sentivo assolutamente in obbligo di fare queste proposte nell'attesa che questo Consiglio regionale le approvi, le prenda in considerazione.